L'ospite della domenica sono due oggi, Toti Mancuso e Totino Lamantia. Buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti. Benvenuti, che piacere avervi qua. Grazie. Da dove arrivate? Da Palermo? Io da Palermo. Io vivo qui a Catania. Catania qui. È da 16 anni. Sì, che bello. Esattamente ad Agnone Bagni, vicino Lentini. Sì, certo. Lentini è il mio paesino di riferimento. Bellissimo. È stato facile venire da... Sì, facilissimo, perché praticamente dunque sono partito venerdì sera e sono arrivato stamattina. No, il problema, dico per carità, l'annoso problema dell'autostrada Palermo-Catania non ce lo stiamo più a raccontare, anche perché per adesso l'Italia è presa da altri problemi. Però è bella la Palermo-Catania con 39 cantieri, almeno non sei solo, No. passi, ci sono gli operai, saluti, ti fermi. Quanti sono i cantieri? 37. Ieri, oggi 39. 39. Ah, fantastico. In 200 km. Però, ecco. Ma noi non siamo qui per parlare di questo, siamo per parlare della Cena dei Cretini che potremo vedere oggi alle 18 al Teatro Musco di Catania, regia di Giampaolo Romania, e poi ancora il 3, 4, 5 febbraio. Stiamo vedendo intanto alcune immagini, alcune fotografie. Perché la cena? Che è questa Cena dei Cretini? Che cos'è? Che cos'è la Cena dei Cretini? Quando ci hanno chiamato per questo progetto, Totino ha detto: ma perché hanno scelto noi? E io gli ho risposto: fatti una domanda, datti una risposta. E la risposta non mi è piaciuta tanto, me la sono data. Comunque la Cena dei Cretini, Francis Weber, quando ha scritto questa commedia, non immaginava neanche che sarebbe diventata campione di incassi. Questa commedia viene replicata da 30 anni, l'hanno fatta tutti, da Gaspare Zuzura, addirittura il buon Gaspare, Nino Formicola. L'anno scorso, nel 2022, ha debuttato con Maxi Piso, e noi sulla scia dei grandi cerchiamo di farci uno spazio anche noi. E lì com'è? Bisogna prendere in giro uno e poi invece succede il colpo di scena. Ecco, sì, era una cena che questi amici, diciamo, della borghesia francese facevano per prendere in giro un cretino. Il cretino veniva individuato, sai, in quelli che hanno delle passioni, degli hobby, per cui, però non spoileriamo. No, giusto. Non si può. Bisogna vederlo, oggi alle 18 al Musco, se no al 3, 4 e 5 di febbraio, certo. Musco di Catania. Mi piace dire una cosa: Toti e Totino sono conosciuti al pubblico siciliano, siamo conosciuti con la veste di comici, cabarettisti, e lì vedrete una veste diversa di Toti e Totino, sempre comica, molto comica, ma diversa. Intanto grazie all'organizzazione, a BC Teatro Musco, a Carlo Auteri, a tutto il suo management, e soprattutto, come hai citato prima tu, a Giampaolo Romania, che ha tirato fuori il meglio di noi. È stato veramente molto bello. Deve essere bellissimo. Poi siamo con una compagnia meravigliosa, tutti attori e colleghi meravigliosi che ci stanno dando una mano, una collaborazione incredibile. Stiamo vedendo delle fotografie che ci fanno venire veramente la curiosità. Davvero. Stupendo. Federica Breci è una delle attrici. Fantastico. Guarda, ce ne sono ancora altri? Sì. Ecco, qui sta lui è Alberto. Ecco, Elisa Franco, Bella. Una bella compagnia, da vedere, ve la consigliamo. Al Teatro Musco di Catania. Sì. Intanto state preparando che cosa? La terza serie della serie? Sì, la terza serie di Toti e Totino, la serie. Abbiamo dato questo titolo così per rimanere sempre. Oggi Toti è tutto Totino. Sì. Tutto quanto si muove con la serie. L'unica cosa che non è seria forse è la politica. La politica non è seria. Io ho detto politica. Non è serie. No, è di serie. Cioè, la serietà è di serie. Perché è seriale. E poi c'è la serie A, la serie B. Allora, siamo alla terza edizione di Toti e Totino la serie, che non è altro che la vita di un commissariato un po' sui generis, dove lui è un commissario, io sono il suo... No, io non sono un commissario, io sono il commissario. Come infatti c'è un episodio passato che il questore dice a lui: lei è laureato, è diventato commissario, ma come mai? Invece noi vediamo un altro momento, vediamoci ancora un altro momento. Toti e Totino la serie. Allora signori, dettagliatemi su tutto quello che sta succedendo. Dettagliate.
I primi a intervenire siamo stati io e l'ispettore Cavallo. Abbiamo bloccato i malviventi dentro il negozio, quindi stia tranquillo, Magri. E come stai tranquillo, mi scusi, Ma tranquillo, per essere tranquillo, non fu tranquillo e tranquillo, poi non l'hanno completamente tranquillizzato. Stia tranquillo. Enrico, non è il momento di fare discussioni. Lasciamo stare. Ministero, fra poco dovrebbero arrivare la macchina con i soldi e la valigetta col pieno. Come sa, non è meglio, forse al contrario. Perico! Scusate, mi è scappato. Non so Come al contrario? Perché lui ha detto la valigetta col pieno e la macchina con i soldi. Invece la valigetta con i soldi e la macchina col pieno. Ma sai, l'abbiamo detto prima che è un commissariato un po' sui generis, quindi... Voi vi divertite la macchina? Sì, ma si divertono anche le forze dell'ordine. Devi sapere che a me a Palermo, a lui da queste parti a Catania, quando ci fermano per un normale controllo, perché ci incontrano in un bar, i poliziotti ci salutano con tanto di rispetto. Ci chiamano colleghi. Colleghi, Ci chiamano come, specialmente a me, commissario, cioè è bella questa cosa. Bello. Sì, in qualche questura è accaduto anche in Sicilia che quando qualcuno fa una cosa fatta male gli dicono collega mi stai sembrando Perico, perché ormai il mio personaggio è quello che fa solo danno. Ma voi come vi siete incontrati? Come avete cominciato? Dunque, dove possiamo cominciare? Cominciamo, che nacque lui, no? Nacque e fece io, un anno. Nacque io e fece un anno. Appena lui fece un anno, arriva io. Sì. No, prima mia mamma mi disse andiamo a vedere che la zia Maria deve Che partorire. noi siamo cugini, figli di E fratelli e quindi sorelle. perché suo papà e mia mamma sono fratelli e sorella, no? Quindi io andai a vedere la nascita di questo, perché mia zia mi disse, ci vedi che sta nascendo Totino con il quale per oltre 60 anni farai quello che farai. Io ho detto, ma questa va? E io a un anno ci sta mia madre, andiamo, mi sono fatto la barba, mi sono Appena ci siamo visti abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente, Cioè? che fa ridere a guardarlo. e coppia fu. Fantastico. È stata una cosa istintiva. È di famiglia proprio, di famiglia. Sì. Noi fin da ragazzini ci divertivamo per strada, proprio era divertimento. Vero? Sì, sempre. Una volta, perché adesso non è più ci tanto facile riconoscono. divertirsi per strada. Sì, Troppi pericoli ci sono. E poi in Sicilia, qui è stato il vostro... La Sicilia è la nostra casa, la nostra famiglia. Noi ci avviciniamo ai 25 anni di collaborazione. Complimenti. 25 anni ininterrotti. Esattamente fra 2 mesi, fra un mese e mezzo circa, chiuderemo il 24esimo anno di collaborazione con questa Entriamo nel splendida 25esimo. azienda. Viva, in bocca al lupo. Grazie. Ah, E vediamo, la vediamo. dottoressa Ciancio ci ha promesso la festa, Sì, Antonia sì, Zalini sì. ci ha Quantomeno i promesso la festa. confetti. I confetti ci stanno. Ma i confetti e basta, facciamoci portare a pranzo. A pranzo, tu Non è dici, ma meglio. non piatti di pasta. Sì, ma buona. E invitiamo pure Sì, di Sicilia, Michele. Non solo, ma gli facciamo presentare il pranzo. Signori, ecco a voi. Ecco il pranzo. Vabbè, vediamoci un momento di questa vostra lunga, fortunata e gloriosa esperienza a Atena Sicilia. Vediamone uno, lo commentiamo insieme. Guarda, che facce hanno? Che facce hanno? facce di persone. C'è che sono? Non lo so, ma che facce hanno? Tutti con gli occhi, le orecchie. Sì, ma queste sono facce di persone fortunate. Perché? Queste sono le persone più fortunate che ci sono in Italia. Perché? Perché queste persone stasera hanno la fortuna di vedere qua su questo palcoscenico 2 grandissimi artisti. Qua? Qua! Stasera? Stasera! Te l'avevo detto che abbiamo sbagliato televisione, no? Ma dove vai? Come va? Ma sei cretino, dove vai? Hai sentito che hai detto? Che cosa ho detto? Stasera qua ci sono 2 grandissimi artisti. Lo so, qua stasera ci sono grandissimi artisti. E allora andiamocene, che se ci trovano cosa arrabbiano. Ma perché? I 2 grandissimi artisti siamo noi! Ma vi divertite sul serio? Sì, ma noi intanto non ci prendiamo sul serio. Non vi prendete. E questo No, secondo me è il segreto più assolutamente. importante. Ma poi ci divertiamo, se non ci divertiamo noi non saremo credibili. No, bellissimo, perché poi si diverte il pubblico con voi, perché Certo, veramente certo, partecipa, sente che è Ecco, tutto una vero. cosa che passa e che ci fa un enorme piacere,
che oltre al gradimento artistico, se facciamo o non facciamo ridere, se siamo bravi o non siamo bravi, la gente nei nostri confronti ha un affetto familiare. Ecco. Ed è Sì, una è cosa vero. bellissima, È ce lo vero, dimostra per strada, ce lo dimostra in tutti i modi. È una gente cosa di meravigliosa. famiglia, come Sì, si dice. E poi esattamente. un pubblico trasversale, noi abbiamo un pubblico che va dai 90 anni, A se possibile scendere anche di più, fino ai ai bambini. 3-4 anni. I bambini ci guardano. Lui dice sempre, secondo me i bambini ci vedono come cartoni animati, È vero, perché vero. siamo buffi per loro ed è importante. Io racconto un aneddoto di un bambino che ci hanno portato sotto il palco a riposto, proprio perché impazziva per noi. Allora gli dico, come ti chiami? E lui mi fa, dice, Francesco. Io volevo scherzare col bambino e gli dico, è da molto tempo che ti chiami Francesco. Il bimbo guarda la mamma e mi riguarda, dice, quanti anni hai? 7 anni. Io lo guardo ed è da molto che c'hai 7 anni. Il bimbo guarda la mamma, guarda sua madre, mamma, ma allora è vero cretino. Beh, il massimo, questa è la cosa più bella. Cioè, mi è dispiaciuto aver sfatato il mito al bambino che io fossi un attore, invece per lui è cretino veramente. Senti nella mente e nel cuore dei bambini, hai vinto per infatti. sempre, hai vinto per sempre. Intanto perché il nostro spettacolo non ha delle volgarità, non ha Assolutamente. delle scurrilità, spesso si indugia in questo vero. modo di spettacolo. Doppi sensi, Per carità, ci sono degli spettacoli dove magari è anche consentito e ci sta pure bene. La nostra è una scelta, infatti il piacere nostro di vedere le famiglie tutte riunite in teatro per noi bello. è motivo di grande soddisfazione. I doppi sensi, questi cose ci sono, ma sempre in certo. maniera velata, educata, mai pesante, mai proprio per una scelta Ed nostra. è stata la formazione vostra istintiva oppure che avete fatto scuole di teatro, siete andati... No, scuola di teatro mai. Una l'abbiamo Intanto- fatta, la strada. La strada, La sì, strada, cioè, la strada. figuriamo, Una la sì, più la grande. strada. Noi intanto abbiamo una formazione salesiana perché veniamo dall'Istituto Salesiano Don Bosco di Palermo. Ah, io di Catania. Beh, tu Ci capiamo. anche hai tanti altri importanti. tanti altri. 12 citiamo anni io. uno fra tutti, Pippo Baudo. Dico. 12 anni io e 13 lui abbiamo calcato per la prima volta il palcoscenico del Don Bosco Ranchibile di Palermo. E quello è E stato- ci hanno buttato fuori. E noi siamo risaliti dalla finestra e ci hanno buttato fuori. Poi siamo risaliti dalla botola del suggeritore. Ci hanno acchiappati e ci hanno detto: ma insomma, ma tutti Roma, chi volete? E noi abbiamo detto: vorremmo fare qualche cosa. Insomma, ci hanno fatto fare una parte da È stato muto, bellissimo. senza parlare, soltanto a gesti. Lì siamo piaciuti ed è cominciato Ed è tutto. cominciato tutto Sì, così. sì, nelle compagnie Dai, amatoriali e poi è diventata una professione. Ma poi senti, siete andati anche in giro, però questo poi lo Sì. vediamo dopo. Adesso torniamo a vedere insieme un altro brano. Lei mi deve levare una Brutto curiosità, Cagliostro. mi deve levare una curiosità, commissario. Io l'altra volta ero sull'autobus che facevo il mio lavoro, c'è gente che ci cade il portafoglio e io lo piglio. E tu lo sei rubato? Cioè, ma l'altra volta invece era allo stadio, e dietro chi avevo sopra l'autobus? chi avevi? A lei. A me. Ero allo stadio, ho aperto 4 macchine perché lasciano le borse e si piglio io, perché Bravo. c'è un stadio gliele do, chi ci avevo di dietro? A chi? A lei. A me. Sono qui insieme, mi sto guardando la trasmissione, da signora distratta mi mette la borsa Distratta? Ti c'ho alle spalle! A chi? A lei! A me. Ma lei quando travaglia? Ecco, vieni qua. Questo è il mio lavoro. Il mio lavoro è prendere i gaglioffi su come te. E adesso parliamo noi due. Cominciamo. Dove abiti tu? A casa mia, A casa tua. E dov'è casa tua? vicino da mia sorella, E dove abita tua sorella? vicino da me, E tu e tua sorella dove abitate? vicino da noi. Bravo! Bravo Non lo so spiritoso, bravo lo spiritoso. Ma questa non passa liscia. Tu adesso canti, dai. Adesso devi cantare, dai. Canta, canta. È nato in un creatura, è nato in ire. Uè! No, uè non è ora, è dopo. E come dopo? È quando io... Dopo quando? Ho capito. Aspetta, com'è? Vedi, lo sketch nostro ha una sua costruzione, però cosa succede? Dove entra il surreale, quello che ci fa divertire? Che lui mi trascina in un'altra dimensione. Io che sto facendo il commissario, che devo arrestarlo, che devo, insomma, Segue. serio, devo fare il commissario, entro nella logica, mi metto a battere le mani e poi faccio uè, e dice no, non è ora, è non è il dopo. momento. Un'altra, per esempio, una cosa del commissario, il commissario Magri è appuntato a capo, però si dice assistente Assistente capo, ma io capo. sono Assistente. legato All'antica, all'antica, per cui sono rimasto così. Quando facciamo un'azione pericolosa, io gli dico commissario, glielo posso dare un consiglio? Dica, prego, chiamami i carabinieri.
E qui c'è questa, lui si lascia proprio fagocitare dalle mie, posso dire, questo personaggio che ha delle cose naturali. Lui mi dice porti la macchina all'Alfa Romeo nostra all'assistenza, e io dico dove la porto? Lui che si arrabbia la porti da mia sorella, capito? Io lo richiamo per telefono e gli dico senta commissario, sua sorella non c'è, che fa? Gli lascio le chiavi al portiere perché la prendo per buona mia sorella. Non c'è logica, però è divertente. È divertente davvero, trascinate tutti, anche me in questa mattinata. Gli incontri che avete fatto sono tantissimi, da Manuela Arcuri a Pino Caruso, Gianfranco Iannuzzo, Manlio Dovì, tutti i comici. Abbiamo fatto la trasmissione a Rai 1 con Teo Teocoli. E com'è stata? Bello, Beh, una bella serata. Noi ovviamente era il 1998. Faccia tosta. Era il 98. Abbiamo fatto anche Zelig, però come laboratorio. in laboratorio per 2 settimane. Devo dire che ovunque siamo andati, come si dice in Sicilia, abbiamo lasciato Ciavoro. Ciao, Profumo, sempre. è bello questa, è una bellissima soddisfazione. Sì. Passare Ciauro. Ti racconto un aneddoto. Sì. Avevamo uno spettacolo da fare come si chiama quella città, provincia di Messina? Capodorlando. Sì, certo, come no. Presenta Mara Venier con i due valletti Toti e Totino, quindi era una triste ed era di quelle, una sfilata di moda. una sfilata di moda, sai, belle griffe, belle manchette, una serata bellissima. Noi purtroppo siamo arrivati con mezz'ora di ritardo per problemi del traffico. Mara Venier aveva già iniziato, aveva presentato il primo blocco ed è uscita e ci vede là, dice voi chi siete? Toti e Totino, ragazzi ma a quest'ora si viene, ci non abbiamo avuto che tempo di preparare, dico vabbè non ti preoccupare, fregate, c'è ora usciamo e parliamo. Come usciamo e parliamo? Dice, ma scusa, non dobbiamo stabilire. Ma è una grande... Che devi stabilire? Cioè, tu hai bisogno di stabilire, dai, usciamo e parliamo. E usciamo. Ci presentiamo signori e lei ci presenta Toti e Totino. E ci salutiamo, dico Mara, salutiamoci, dai. Noi in Sicilia ci salutiamo baciandoci, no? Lo dice a me, sono stata sposata con Gerry Calà, che è un siciliano, io lo so come ci si saluta in Sicilia, e io la bacio. Lei, tu la conosci benissimo, un femminone che non finisce mai, e me la bacio sulle guance. Lei in estate con un bel décolleté molto molto bella, si volta verso Totino e Totino le dice... Io ho detto ci facciamo alla Palermitana, scusa, io dove arrivo. Siccome arriva. E l'ha baciata nel décolleté. E lei ha risposto, cominciamo bene. C'ha ragione. E ne avete fatti incontri così divertenti, così simpatici? Sì, tantissimi, ma con tantissime persone. Abbiamo fatto un anno una manifestazione Made in Sicily a Castel Sant'Angelo, dove c'era il Gotha della Sicilia, non ultimo il grande compianto Lando Buzzanca, e c'era il fratello di Beppe Fiorello, e poi tutti Manlio, Sasa Salvaggio, poi con grande successo abbiamo fatto la stagione al Teatro dei Satiri a Roma, a Campo dei Fiori, che bello, che è stato veramente un grande successo, perché tra l'altro la gente magari siciliani, preoccupazione, ma noi non recitiamo in dialetto stretto, abbiamo la cadenza, però che è bella, che ci sta tutto. Pino ci voleva molto bene, Pino Caruso, ma devo citare una persona, il nostro padrino teatrale, che va detto chi è, il grande Renzino Barbera. Questo va detto, Renzino Barbera. Allora, Renzino è padrino perché ci ha battezzato il primo spettacolo di Toti e Totino, proprio il primo nostro. E dove l'avete fatto? Qua? A Palermo, dove è salito sul palcoscenico e ci ha proprio presentati con la sua voce meraviglioso. Mi ricordo di un bellissimo omaggio che state facendo. Io mi spavento e dissi a Renzino, ho paura, e tu i talenti la faccia, fottati. Però chi ci ha messo sul palcoscenico da professionisti è stato Gustavo Scirea,
un cabarettista palermitano che Grande scuola di teatro. grande cabaret, scuola, grande. e ti posso dire che per prenotare da lui si doveva prenotare da mese in mese, non settimane, per cui, che è stato un grande maestro per molti, ma per noi in particolar modo, perché proprio ci ha presi. Insomma, e noi messi abbiamo nella attinto maniera da tante professionale. È bellissimo che Un voi omaggio a Gustavo lo dobbiamo fare, rendiate assolutamente. omaggio Ma, anche agli ma noi altri. lo diciamo sempre perché è anche merito loro se noi siamo Assolutamente, qui. Ed è un importante ringraziamento particolare, lo voglio fare, sai a chi? A Sasà Salvaggio. Ah, simpatico. Perché se noi siamo entrati ad Antenna Sicilia è grazie a Sasà Salvaggio. Ma davvero? Ci siamo Che incontrati bello. un giorno, ma noi per andare insieme che dobbiamo fare? Aspetta che telefono. E da lì è E da lì dalla sua telefonata noi grande siamo qua Sasà. dentro. Ed è nata una di queste cose che vediamo adesso, Vediamo. subitissimo. Vediamolo. E allora perché non mi rispondi? Perché io ti parlo e Mi non mi hanno rispondi? fermato! Perché io parlo e tu non favelli? Perché non favelli? Come li vuoi fatti con i piselli? Allora, mi ascolti? Ho bisogno del tuo aiuto. Ho capito, Sei disposto ad aiutarmi? certo. Oh, di che cosa si tratta? Appunto. Che hai? Io? Sei nervoso? Che Io? hai? Cioè sei tu che sei la coglione violina e mi dici che sono nervoso io? Io sono tranquillissimo. Si vede? Non si vede che sono tranquillissimo. Allora, Ma poi come tu con me? allora ti spiego. Tu lo sai che io navigo. Ti sei imbarcato? Non lo so. Mi sembra strano. Allora si diceva così, navigare, no? Quando si andava sulla rete, no? Un linguaggio che sta diventando arcaico fra poco. Ma voi ve la cavate con social, messaggi? Lui, Sì? lui è- Instagram, siete Instagram, Tutto, Facebook, tutto quello che abbiamo, e i tutto pezzi lui. che vedi montati, questi che ti ho mandato, è pure opera te nostra. li prepari tu? Tutto lui. Che bello. E Io tu- li penso, ma li penso soltanto. E quindi, ti limiti a pensare, ma c'è un indirizzo particolare per cercarti? Sì, Toti e Totino con la E commerciale su Facebook, Toti _ Totino su Instagram. Ragazzi, ecco, per esempio, proprio. questa scusa, ma io questa di underscore non la sapevo. Perché Underscore. abbiamo questa underscore? No? perché- Ci siamo ridotti così in basso, perché? Non la possiamo evitare. Siamo con Per Michele l'età Cocuzza, siamo dico under io. 21 noi, per cui. Ah, vabbè, ok, vabbè. Underscore, trattino basso, diciamo. Vabbè. Vabbè, rivediamo ancora la foto della cena dei bella. cretini perché dobbiamo ridare l'appuntamento per questo pomeriggio alle 18 a Teatro Musco di Catania e poi ancora il 3, il 4 e il 5 febbraio con Toti Mancuso e Totino Lamantia. Che è la festa di Sant'Agata. Ecco. E in sogno è apparsa Sant'Agata sia a me che a lui e ha detto dopo la festa andate a teatro da Toti e Totino. Bravo, l'ha detto Sant'Agata. Sì. L'ha detto. E Ma allora? per intercessione di chi? Di Santa Rosalia, che erano cugine. Quindi sì, la sì. nostra santuzza e la santuzza di questa splendida città si sono riunite per proteggere Toti e Totino. Grazie. Al grido di Viva la Sicilia. E viva la Sicilia! Sempre. Viva la Sicilia. Grazie, complimenti. Grazie, Grazie grazie a te, voi. grazie. Ci vediamo a teatro più tardi. Grazie. Grazie.